Oggi la Banca d'Italia apre alla società con una mostra interessante. Ecco, quanti sono importanti questi momenti anche per far conoscere e capire ai tanti, in particolare abbiamo visto tanti studenti, l'importanza e la funzione della Banca d'Italia. Guarda, io penso che sia importantissimo per farsi conoscere alla cittadinanza. Lo scopo proprio della manifestazione e cultura è quello di aprirsi al territorio facendo un po' vedere qual è la propria attività, punto primo, cioè cosa fa la Banca d'Italia di Agrigento, cosa fa una banca centrale, cosa fa localmente, e quello che è importante è anche aprendo i propri locali. Tanti agrigentini vedono sempre questo palazzo dall'esterno, stavolta hanno la possibilità di vederlo un po' dall'interno, di vedere giù, di vedere il giardino e di vedere tanti piccoli particolari che normalmente non sono fruibili. Nell'occasione approfittiamo ovviamente per far vedere un po' quello che è la storia sia di Agrigento, ci sono dei pannelli che riproducono la città dal Novecento ad oggi, sia l'evoluzione del palazzo della banca. Particolarmente bella, devo dire, è una corrispondenza dell'inizio del secolo fra la direzione generale, la direzione locale, il sindaco di Agrigento, scritto con termini e con, come dire, una penna, una calligrafia che ormai non esistono più, che noto che sta attirando molto anche i giovani. Poi noi abbiamo pure approfittato per vedere il biglietto da visita di una banca centrale, di un paese, cioè le banconote. Abbiamo esposto la storia nostra, gli italiani, con tante banconote in lire, l'evoluzione con l'euro, cosa è cambiato con la linea grafica, gli elementi di sicurezza, la simbologia forte dell'euro. Pochi sanno che l'euro ha raffigurato dei ponti sopra gli stati italiani, sopra gli stati europei, proprio a simboleggiare questa unione fra gli stati realizzata dalla bancanota, e poi anche un'apertura. Ci sono finestre, portali che testimoniano l'apertura degli stati europei verso l'esterno, verso gli altri paesi. Quindi questo noi approfittiamo. Un altro accenno a quello che abbiamo messo in mostra e che vedo sta anche interessando: parecchie attività documentate di quello che facciamo come educazione finanziaria. Ci si è resi conto in Italia che siamo veramente molto indietro, e allora la Banca d'Italia, assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, al Comitato Interministeriale per la programmazione di tutte le attività in materia di educazione finanziaria, sta realizzando una serie di iniziative in testa con le scuole, ma con anche il mondo produttivo, la piccola impresa, le donne imprenditrici, e quindi noi stiamo seguendo un po' tutti questi progetti anche con le amministrazioni penitenziarie. Siamo andati anche a parlare con i detenuti, perché è importante anche che questa fascia di popolazione abbia la possibilità di fruire di questo servizio. Credo sia anche doveroso il ringraziamento sia al locale provveditorato che al Civita, con il quale stiamo lavorando veramente tanto. È uno spaccato di una società italiana, diciamo, che ha veramente bisogno e che ci ha aperto gli occhi su qualcosa che conoscevamo veramente poco. Un'ultima parola direi a quello che ci aspetta, cioè Agrigento 2025, capitale italiana della cultura. Noi ovviamente siamo disponibilissimi a qualunque iniziativa, mostre, eventi, convegni, ovviamente nella nostra materia, però viene in mente in questo istante, potrebbe essere veramente bello, come abbiamo fatto oggi, anche una storia. Agrigento sappiamo tutti, noi abbiamo realizzato dei percorsi con dei ragazzi che partivano dall'antica Kragas ai nostri giorni, e perché no, vediamo come potrebbe essere proiettato sul futuro anche in materia di educazione finanziaria, come era nell'antica Grecia, come era secoli addietro, come oggi, cosa facciamo. Ne abbiamo veramente bisogno, noi siamo pronti, disponibilissimi.